Nell'ambito del progetto PRIMAI, che ormai da anni si occupa del contrasto alla povertà educativa minorile, è stato organizzato un incontro intitolato Verso un mondo diverso, conoscere la disabilità per combattere l'handicap. Oggetto del dibattito tutta la sfera riguardante la disabilità, dal nucleo familiare alla scuola fino agli aspetti più complicati del sociale. È un primo incontro che tende ad una formazione completa di tutto ciò che riguarda l'ambito educativo, inclusi i problemi della disabilità. Il progetto PRIMAI ha proprio questo scopo di mettere insieme tutti i soggetti educanti, in questo caso la famiglia in primis, le istituzioni, e grazie a questa proficua collaborazione che oramai da anni, da oltre un anno consolidata, che vede momenti di incontro anche ravvicinati per tarare meglio la fase progettuale. Ha avuto inizio proprio oggi qui presso l'Istituto Comprensivo 3 un appuntamento rivolto a genitori e personale della scuola che faccia chiarezza soprattutto sulle problematiche legate alla integrazione e inclusione dei bambini cosiddetti speciali. Il dibattito chiama in causa docenti e genitori, provando a dare loro una maggiore informazione sulla tematica, perché gli aspetti che la riguardano sono molti e spesso complicati anche dalla burocrazia. Così in questo primo incontro le dottoresse Veronica Ricci e Manuela Vitale dell'associazione Agendi hanno illustrato a 360 gradi il mondo della disabilità, fornendo mezzi e conoscenze per combatterla nella quotidianità. In questo momento sarà presentato anche lo sportello psicologico che verrà sviluppato e si articolerà con incontri presso tutti gli istituti coinvolti, quindi il terzo comprensivo di Sora, il secondo di Sora e l'Istituto Marco Tullio Cicerone di Arpino. È uno spazio di ascolto destinato in primis, se vogliamo, ai ragazzi che hanno istanze particolari per cui hanno bisogno di una professionalità che sappia meglio di altri accoglierli e aiutarli a crescere, ma è rivolto anche a tutte le figure di riferimento di questi ragazzi, alle famiglie stesse, anche a noi operatori della scuola. Io vorrei personalmente rinnovare i ringraziamenti ai partner che hanno permesso di realizzare questo progetto, e l'Agendi in particolar modo, l'Associazione dei Genitori Diversamente Abili, l'Associazione Il Faro, l'impresa sociale che è a capo di tutto il progetto e tutti gli altri colleghi coinvolti e le famiglie che stanno credendo e che combattendo alcune resistenze stanno praticando i nostri momenti di formazione. Invito tutti gli altri che non hanno ancora partecipato, se non altro per curiosità, a farsi parte attiva e ad intervenire.